L'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori di Agrigento ha festeggiato il suo 333° anniversario mediante la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Dolillo Argento e partecipata non soltanto dai membri della congregazione religiosa ma da diversi devoti alla Madonna, nella propria sede di culto sita in via Garibaldi, il Santuario dell'Addolorata, al termine della quale non è potuto mancare il sentito canto della confraternita Dove vai Madonna mia, nonché un momento di convivialità tra i vari confrati. Festeggiamo il 333° anno della fondazione, praticamente è stata fondata il 26 marzo del 1686 da un gruppo di confrati e consorelle devoti all'Addolorata e che volevano promuovere il culto proprio dell'Addolorata e non soltanto il culto dell'Addolorata, ma innanzitutto raggruppare queste persone, questi fedeli in un luogo comune che era proprio questa chiesa. Il giorno della fondazione dell'Arciconfraternita ci dà anche occasione per ricordare che siamo ormai vicini anche alla celebrazione di questa settimana santa del 2019 e in preparazione proprio alla settimana santa. È vero che già fin dai primi giorni della Quaresima, ma ora ancora di più in questi ulteriori avvicinamenti alla Settimana Santa, qui nel santuario abbiamo delle celebrazioni proprio per ricordare il nostro impegno di essere veramente devoti della Madonna nel senso pieno della espressione. Ogni venerdì sera qui nel santuario c'è la Via Crucis alle ore 21, proprio vogliamo sottolineare il ruolo di Maria accanto a Gesù lungo la via della croce. Ogni sabato ricordiamo uno dei 7 dolori di Maria, perché in totale i dolori di Maria sono 7, ma 7 è un numero biblico che indica i tanti dolori della Vergine Maria, e alle 10 c'è la celebrazione della Santa Messa e poi un momento di meditazione sul dolore della Madonna, a cui segue un ulteriore momento di adorazione eucaristica.